Ben ritrovati, oggi parliamo delle vaccinazioni nel cavallo. Le vaccinazioni sono molto importanti sia per salvaguardare la salute del singolo soggetto, sia per diminuire la diffusione di determinate patologie. Al momento in Italia non ci sono vaccinazioni obbligatorie nel cavallo, ci sono solo le vaccinazioni obbligatorie per poter partecipare a gare sportive e ci sono delle vaccinazioni consigliate. La prima è quella per il tetano. Il cavallo è molto sensibile all'infezione da tetano ed è molto esposto a una possibile infezione da tetano. Infatti le spore del tetano vengono normalmente mantenute all'interno dell'intestino del cavallo e fuoriescono con le feci. Se un cavallo si ferisce può facilmente contrarre un'infezione da tetano. Questa può essere facilmente mortale. Il mio consiglio, siccome la vaccinazione è estremamente sicura ed estremamente efficace, non c'è motivo per non vaccinare qualsiasi cavallo contro il tetano e oltretutto anche le persone che frequentano le scuderie dovrebbero essere vaccinate. Per un cavallo da amatori, da passeggiata, l'unica vaccinazione importante è questa. Se uno ha un cavallo invece sportivo, deve vaccinare il proprio cavallo contro l'influenza. Il vaccino dell'influenza del tetano è un vaccino unico e di conseguenza questo vengono fatti il primo, poi un richiamo dopo 4 settimane circa, un richiamo dopo 6 mesi e poi la vaccinazione annuale nel caso in cui il cavallo partecipi a gare di livello nazionale. Se partecipa a gare internazionali sotto giurisdizione della FEI, il richiamo va fatto ogni 6 mesi. Qualsiasi vaccinazione deve essere fatta solo dopo un'accurata visita da parte di un medico veterinario. I motivi sono due. Se si vaccina un cavallo che non sta bene, la vaccinazione sicuramente può dare degli effetti collaterali. In secondo luogo è un'occasione per far monitorare e controllare il proprio cavallo. Di conseguenza va auscultato il cuore, vanno auscultati i polmoni e una visita clinica generale va fatta prima di ogni vaccino. Esistono delle altre malattie infettive per cui si vaccinano i cavalli in Italia, tra cui la West Nile e l'herpes virus, ma ne parleremo in un'altra rubrica.